buon sabato sera dal Palalido di Valdagno alle amiche e agli amici in ascolto per l'esordio casalingo delle ragazze dell'Hockey Valdagno che affronteranno questa sera il Viareggio. Viareggio che ha già esordito il campionato vincendo in trasferta per 4-3 contro l'Hockey Club Emilia. Campionato di A1 femminile composto da 6 squadre che vede sicuramente in alza di partenza favorite per la vittoria finale le campionesse uscenti del Matera e sicuramente, visto la campagna acquisti effettuata, il Trissino. È tanta la curiosità in ambiente valdaniese nel vedere come si comporteranno le ragazze quest'anno allenate da Zarantonello. Nel Valdagno sono rimasti i pilastri dell'anno scorso, i vari Ghirardello, Orsato, Messora, Parlato, Cerato, squadra comunque che resta giovanissima. Nel Viareggio da segnalare la presenza di Marquez Perez, la numero 77, autrice di una tripletta anche all'esordio vincente in terra emiliana. Oggi erano in programma anche altri due incontri, Spumas Viareggio che ha battuto l'Hockey Club Emilia per 4-1, mentre ad inizio secondo tempo Matera Trissino che vede al momento il Trissino vincente a Matera per 1-0. Queste sono arbitra, prima di tutto il signor Maresco di Marostica, e queste sono le rose a referto. Viareggio 7 con Barsaglini, 4 Brandi, 9 degli Innocenti, Iannacone con il 12, 77 la Marquez Perez di cui parlavamo prima, 18 Raffaelli e portiere e capitano Vittoria Masetti. Risponde allenatore Andrea Limena, risponde l'Hockey Valdagno con Nicole Bonato, Zarantonello Sara, il 2 vicecapitano Rossetto Ludovica, 4 Lodesani Alba, 5 Lorenzato Elisabetta, 7 Cestonaro Chiara, 9 Teresa Messora, 39 Ferronato Giorgia, 77 Matilde Ghirardello, 76 Matilde Ghirardello, 77 capitana Orsato Anna, allenatore come dicevamo prima Matteo Zarantonello. Dicevamo che c'è tanta curiosità di vedere questo esordio casalingo. Innanzitutto il Valdagno sfoggia una divisa di colore viola chiaro con scritte in nero e attaccherà da sinistra verso destra. Risponde il Viareggio con una maglia rossonera a tinte diagonali e attaccherà da destra verso sinistra. Questi il quintetto base del Viareggio. Masetti come dicevamo in porta, 12 Iannacone, 9 degli Innocenti, Marquez Perez 77, Raffaelli 18 e Barsellini 7. Risponde l'Hockey Valdagno con Zarantonello tra i pali, 77 la capitana Anna Orsato, Lorenzato Elisabetta, parte Viareggio intanto, ruba subito palla Messora, prova l'assist, ancora Messora a impostare, Orsato, Messora tentata dal tiro, Lorenzato, Orsato entra in area, cercava un assist per una compagna, Messora prova il tiro, brava Masetti, attenta, ancora Valdagno in pressione con Orsato, si gira, si libera, Ghirardello prova a liberarsi in area, Messora ancora col tiro, una deviazione, Ghirardello, insiste Valdagno in questa azione offensiva, Ghirardello, Rossetto, Orsato, ancora Rossetto, si cerca il giusto Pertugio, brava Massetti a sventare questo tiro da fuori insidioso, improvviso.
difesa del Viareggio che imposta. Marquez Perez recupera subito il Valdagno, avanti Rossetto, tenuta da Barsaglini, subisce fallo. Orsato, Rossetto, Ghirardello, pressing alto del Viareggio, ancora un tentativo di tiro da fuori, è bravo a recuperare Messora. Viareggio che reimposta con Marquez Perez, cerca una compagna, la trova, cercava Barsaglini e più lesta la difesa del Valdagno che con Orsato reimposta. Ghirardello, siamo già nella metà campo avversaria, si decide di ragionare per linee esterne. Messora prova a liberarsi, Orsato cerca una compagna libera, passa da quei paraggi Ghirardello, Messora prova a saltare l'avversaria, Ghirardello, Marquez Perez ha cercato di incunarsi in contropiede, Messora e Ghirardello hanno chiuso, ancora Messora prova il tiro, riparte Viareggio sempre con la Marquez Perez onnipresente, ancora Ghirardello a riconquistare e ripartire. Messora si libera, Masetti, brava, è già il quarto intervento che compie. Orsato, Messora prova a saltare un'avversaria, nulla di fatto, riparte Viareggio, Barsaglini prova il tiro da fuori, Raffaelli fuori misura, riparte la difesa del Valdagno, rischio, Messora si incune in area, prova il tiro anticipata da Raffaelli, ancora Messora, Rossetto, Ghirardello, tentata dal tiro, lo prova, ribattuta non dal portiere ma dalla difesa del Viareggio, ancora Valdagno insistente nell'azione, Orsato, trissimo ancora vincente a Matera, ringraziamo Remigio, eccolo qui l'Orsato, tiro da sotto misura di Messora, miracolo di Masetti, Ghirardello, tiro fuori misura, recupera Valdagno, importante la pressione di Valdagno in attacco, soprattutto in fase d'attacco. Messora, una sorta di assedio, abbiamo assistito prima ad un tentativo di contropiede della Marquez Perez ma al momento nulla di più, c'è un'incomprensione tra le giocatrici di Valdagno. Ghirardello brava a recuperare, Orsato fuori di poco, un bel tiro laterale, Messora a riconquistare, prova il tiro da fuori, Rossetto intercettato da Marquez Perez che reimposta l'azione, cerca una compagna libera, la trova in Raffaelli, Marquez Perez, fermata, Iannacone perde sfera, Messora pressata, costretta a un passaggio lungo per Rossetto che subisce fallo, lo commette Raffaelli. Beh, da un punto di vista estetico le maglie delle nostre ragazze mi piacciono molto, anche quelle dei ragazzi quest'anno hanno sfoggiato un'inedita divisa Bordeaux. Ghirardello lotta, prova e segna, una sorta di alza e schiaccia, un ribatti davanti all'incolpevole Masetti. 1-0 Ghirardello al quinto minuto, mancano 19-23 alla fine del primo tempo. Possiamo dire che in questi primi 5 minuti abbondanti abbiamo assistito in effetti a una sorta di
assedio valdaniese alla porta, difesa da un'ottima Masetti. Vediamo ora Viareggio come ha intenzione di reagire. Parte il contropiede del Valdagno con Messora bravissima da Marquez Perez a chiudere. Ghirardello, Messora, Orsato si incunea in area, ben tenuta, non gli ha permesso di girarsi la Marquez Perez, ne salta una, ne salta due, sotto porta Messora, interviene Masetti, riparte Viareggio, Iannacone a Ghirardello, a tenerla lontana dall'area, a rubarle pallina. Orsato, l'arbitro ferma tutto, attenzione, c'è una giocatrice del Viareggio che è rimasta a terra, dovrebbe essere Iannacone. Vediamo se si rialza, sì, la numero 12 Iannacone che si rialza, applaudita dal pubblico. Esce ed entra Brandi, numero 4, riparte Valdagno, Ghirardello, Messora, Orsato, ancora Messora, si cerca la compagna libera in area, passaggio troppo lungo per Ghirardello, Brandi riconquista, Marquez Perez, ruba Messora, brava, si invola in area, Orsato prova il tiro, Iannacone, Raffaelli, Messora, riconquista Valdagno, Orsato prova a liberarsi e prova il tiro! Un diagonale incrociato, potente, ha sbattuto sul palo interno, ha insaccato. Splendida realizzazione di Anna Orsato, si è incunata in area, un bel diagonale, ha battuto sul palo interno, ha insaccato un incolpevole Masetti. 17:50 alla fine, Valdagno 2, Viareggio 0. Attenzione alla Marquez Perez, interviene Zarantonello a far pulizia. Barsaglini per Viareggio, contrastata da Rossetto, pressing altissimo del Valdagno che riconquista con Orsato, cerca la compagna libera sotto misura Messora, la devia un po' troppo alta sopra la traversa, riparte Viareggio con Raffaelli, passaggio lungo per Barsaglini, riconquista palla, Valdagno prova il tiro con Lorenzato, ferma tutto l'arbitro, Signor Maresco, palla 2, vertice basso, Brandi per Viareggio, prova a incunearsi, ruba palla Ghirardello che la perde a sua volta, riconquista Barsaglini per Viareggio ma è nei pressi della propria area, pressata da Orsato, si lotta, Orsato, conquista Orsato, c'è Messora libera in area, miracolo di Masetti che respinge, c'è anche un fallo commesso dal Valdagno, comunque miracolo di Masetti che respinge sotto misura una deviazione volante. Riparte Viareggio, Barsaglini, Marquez Perez prova il tiro, respinge bene Zarantonello, Raffaelli, Barsaglini recupera Ghirardello, tentata del tiro, assist per la compagna, contro assist per Orsato, leggermente troppo lungo, rientra la difesa del Viareggio, bel gioco, bella azione
Bella azione, assist di Orsato e ha realizzato il 3-0. Segna Ludovica Rossetto. Rossetto, per l'appunto, il numero 2 vice capitano. Bella l'azione, veloce. 3-0 Valdagno. Viareggio con la Marquez Perez, prova il tiro da fuori troppo alto. Brandi a lottare, alla meglio Orsato. Orsato, passaggio leggermente troppo lungo per la Chiara Cestonaro, che comunque riconquista sfera. Ancora Orsato. Lorenzato. Rossetto. Cestonaro. Messora. Rossetto. Prova il tiro da fuori Lorenzato. Orsato a Brandi a marcarla. Orsato cerca la compagna libera, nello specifico Lorenzato in area. Ancora Valdagno a far pressione. Bello il gioco. Rossetto. Passaggio un po' difficoltoso. Cestonaro si gioca molto al largo. Orsato, Lorenzato, tentata dal tiro, ribattuto. Cestonaro, Messora, Orsato. Chiama passaggio Rossetto. Cestonaro, Lorenzato cerca di conquistare palla Rossetto, ci riesce Cestonaro. Orsato, Lorenzato, pressione costante in fase d'attacco del Valdagno, che legittima se vogliamo anche il risultato di 3-0 che si è visto in questi primi 10 minuti abbondanti del primo tempo. Lorenzato a far girare sfera. Orsato. Cestonaro. Orsato. Lorenzato. Rossetto, salta un'avversaria, il problema di girarsi, è chiusa all'angolo. 2-0 del Trissino a Matera. Intanto riconquista Viareggio. Barsaglini recupera Cestonaro, riparte Lorenzato. Orsato, Lorenzato, passaggio di ritorno leggermente troppo lungo. Rossetto cerca una compagna libera in area, preferisce girare a Orsato, che chiama Lorenzato. Tentata dal tiro, cambia idea. Cestonaro. Rossetto, scambio rapido con Lorenzato. Orsato prova il tiro, fuori di poco. Riparte Viareggio con Raffaelli. Iannacone. Marquez Perez che ha il problema di girarsi. Barsaglini. Iannacone, marcata da Orsato, si trovano all'angolo, riesce a liberarsi, ma non di Cestonaro che riconquista palla, fa partire il contropiede. Lorenzato, bello il ritorno di Marquez Perez, che non salta però Cestonaro. Fase più combattuta questa. Orsato, brava a liberarsi. Rossetto, tentata dal tiro. Che bel gol, che bel gol, che bel gol, un tiro a giro. Vediamo se la regia ce lo fa rivedere. Eccolo lì, appena fuori dall'area, bel tiro.
bellissima. 4-0, chiama time out Viareggio. Ringraziamo il buon Roberto Bauce per che rende possibile la messa in onda banda permettendo di questo incontro. Bell'esordio, bell'inizio. Ricordo che, se non erro, Trissino sta vincendo 2-0 a Matera. Ne parlavo nella presentazione dell'incontro. Trissino e Matera sono le due grandi favorite per la vittoria finale. Trissino, con la campagna acquisti effettuata, obiettivamente ha una rosa importante, anche loro giovanissime. Con l'arrivo del Tramiozzo dal Portogallo, del campionato portoghese, sicuramente penso sia stato il vero colpo di mercato per quanto riguarda l'hockey femminile. L'outfit mi piace molto, la maglia delle nostre ragazze è veramente interessante, anche questa V grigia che si abbina perfettamente da un punto di vista estetico col colore della maglia. Viareggio, Marquez Perez prova il tiro fuori misura, 4 chiacchiere con Zarantonello. Guadagno avanti, brava Masetti a respingere il tiro di Messora. Rossetto ha provato il tiro a sorpresa, ancora Rossetto. Orsato prova a saltare la diretta avversaria, preferisce un giro porta, si trova quasi a tu per tu come Sora con Masetti che respinge, riconquista Viareggio. Raffaelli e Iannacone che subisce fallo, situazione falli 2-2. Mancano 11 minuti alla fine di questo bel primo tempo. Marquez Perez, Barsaglini ruba, Orsato cerca di liberarsi in area, Messora preferisce retropassaggio a Rossetto, Messora salta un avversario, una seconda, il tiro leggermente fuori misura dall'illusione della rete, batte invece sulla rete esterna, ancora Masetti a dire no. Varsaglini recupera Orsato, aspetta che la compagna si liberi. Ghirardello, come entrata, prova la bomba Ghirardello, deviata. Cestonaro, Messora, Ghirardello, Cestonaro, Ghirardello, scambi veloci, precisi. Quella, che tiro di Cestonaro, tiro a giro che sbatte sulla traversa. Wow, pregevole fattura. Viareggio avanti con Iannacone, Ghirardello ruba sfera, riparte Valdagno, Orsato, brava, buon controllo Ghirardello, rapidi i movimenti avanti. Ferronato, Ghirardello prova a cercare Orsato in area, flipper, Ferronato a riconquistare, Ghirardello, Messora, Orsato, ancora Ghirardello, Ferronato, giro palla,
L'ha cercato con un assist Ghirardello. Messora in area, ancora Orsato, ancora Ghirardello che prova la deviazione al volo. Ferronato a conquistare sfera, fa ripartire Messora, Ghirardello non ci pensa due volte, un altro tiro, ancora Orsato. Beh, gioco da... la rubata, e Masetti compie un miracolo a tu per tu, rubata in fase difensiva da Orsato, non riesce a raggiungere la pallina Iannacone. Ghirardello, Orsato, Masetti di spalla devia, ancora Orsato. È un pressing costante questo. Messora prova la deviazione volante sotto porta. Diciamo che sicuramente c'è perlomeno in questa parte di primo tempo c'è una netta predominanza territoriale del Valdagno. Masetti a mio avviso è di gran lunga la migliore perlomeno della sua squadra. Il gioco al momento è fermo, stanno parlando l'allenatore Andrea Limena del Viareggio e l'arbitro Maresco di Marostica. Tutto a posto, sta dando le sue spiegazioni. Clima comunque tranquillissimo. Barsallini per Viareggio alla ripresa del gioco, prova un passaggio lungo per Iannacone costretta a retrocedere. Messora che ruba palla, Messora velocissima, Ghirardello in area, Messora, no, la palla è entrata ma il gioco era interrotto per un fallo della stessa Messora. Riparte Viareggio, Marquez Perez, Ghirardello a fermare Iannacone, Ghirardello, Messora prova il tiro ribattuto, ancora Ghirardello, che bel gioco, scambi veloci, continui, ancora Ghirardello, Orsato, pochi errori, prova il tiro e Ferronato sotto porta, no, forse non se l'aspettava. Orsato a riconquistare sfera, Messora, tiro ribattuto, si lotta, ancora Messora, leggermente troppo lungo il passaggio, l'assist per Orsato, libera in area, riparte Viareggio, Raffaelli, Iannacone, Ghirardello ruba e Messora su assist di Ghirardello sotto porta, 5-0. Avvio francamente entusiasmante, non pensavo, rivediamo l'azione, onestamente non pensavo di vedere così un bel gioco, così velocità in un esordio di campionato. Francamente tanti complimenti alle nostre ragazze. Tanto va a riposarci un pochino l'Anna Orsato ed entra la Chiara Cestonaro. - 6-13 alla fine, Valdagno 5, Viareggio 0. Riparte Viareggio con Iannacone, Marquez Perez prova il tiro, Zarantonello dice no, riparte Ghirardello, Ferronato ruba, Raffaelli prova a servire una compagna in area, Ghirardello per Valdagno rimposta, Messora, Ghirardello, siamo in area, prova un colpo, pallina alta,
Ferronato aveva provato una deviazione al volo. Riparte Viareggio, Cestonaro riconquista, avanza, entra in area, tiro fuori misura, Ghirardello con Barsellini a combattere, Ferronato a recuperare, Marquez Perez prova a rubare, subisce fallo, zona centrocampo, centropista più che centrocampo. Raffaelli, Marquez Perez prova il tiro da fuori, ribatte Messora che reimposta anche il contropiede, splendida partita anche di Messora che prova il tiro a giro. Interrompe il gioco l'arbitro. Pallina al Viareggio, un po' troppa confusione in area viareggina, palla del Valdagno, vediamo cosa mi segnala il buon Remigio sulla presenza del pubblico. Beh, sicuramente interessante, soprattutto in centrale. Ghirardello, Messora, che scambi veloci, precisi. Vediamo Cestonaro, no, ancora Ghirardello, Cestonaro adesso prova a saltare un'avversaria, tiro incrociato alto di poco, Messora, c'è Cestonaro in area, non è più libera, Ghirardello, ancora Masetti, vabbè, ma questo, prova la girata volante Messora, riparte Viareggio, Iannacone, Marquez Perez, Messora a marcarla, cerca l'aiuto di una compagna che non arriva invece Messora a raddoppiare, Ghirardello, Ferronato a far partire il contropiede, Ghirardello si allunga un po' troppo la sfera, attenzione qui tra Messora e Brandi, ed è miracolo di Zarantonello, grande l'intervento sotto porta ancora, prima su Marquez Perez e poi su Raffaelli. Francamente l'occasione della Marquez Perez a tu per tu, tanto riparte Viareggio, due begli interventi della Sara Zarantonello, il primo prodigioso, subisce fallo intanto Messora, 3-21 alla fine di questo primo tempo, 5-0 il risultato a favore del Valdagno sul Viareggio. Messora, Ghirardello prova il tiro, sì, è la sua mattonella, è la sua zona, quella ancora Ferronato, ancora il tiro fuori misura, riparte Viareggio, Iannacone, fermata fallosamente da Messora. Marquez Perez prova l'assist, Ferronato capisce tutto e riconquista Messora, 2-2 Matera Trissino intanto. Cestonaro, Ghirardello, Ferronato, Messora, tentata dal tiro, deviato da Iannacone. Ancora Cestonaro, Messora, Ghirardello, come gira bene sta squadra. Ferronato prova la deviazione sotto porta, Marquez Perez a riconquistar pallina, Messora dall'altra parte per Valdagno, Ghirardello, leggermente troppo lungo il passaggio per Cestonaro, Ferronato,
Prova un alza schiaccia Ferronato, Ghirardello. Ancora Ferronato, assist per Messora. Bella la girata sotto porta. Time out Viareggio a 1,54 alla fine del primo tempo, 6-0 il risultato. Partita comunque divertente, certo la supremazia territoriale di cui abbiamo accennato varie volte nel corso della descrizione di questo primo tempo ha dato obiettivamente i suoi frutti. Viareggio ha provato con dei contropiedi, intanto cambio in porta per il Valdagno, entra Nicole Bonato a sostituire la Sara Zarantonello, di cui abbiamo registrato uno splendido intervento sotto misura su un tiro ravvicinato di una liberissima Marquez Perez. Dopo pochi secondi un altro tiro da fuori sventato. Quindi Nicole Bonato prende il posto in porta di Sara Zarantonello. Piccola curiosità, Valdagno non mi pare abbia chiamato time out nel corso di questo primo tempo. Ferronato a conquistare pallina, dribbla un'avversaria, Messora si libera, Cestonaro prova un diagonale, lo chiude troppo, riparte o prova a farlo Marquez Perez, c'è Messora su di lei, passa la Perez, prova a liberarsi in area Iannacone, Messora, Ghirardello, parte il contropiede del Valdagno, 2 contro 1, brava di Gambale Masetti. Ferronato prova il tiro, Cestonaro, Ghirardello, Messora, Ghirardello, Ferronato, provato l'assist, riparte Marquez Perez, un po' sola, sporca la pallina, Cestonaro prova a recuperarla, Marquez Perez, riparte Ghirardello in contropiede con Messora, 2 contro 1, vediamo, eccola qui, assist di Messora per rete di Ghirardello, belle combinazioni, tanta velocità. 7-0 a 30 secondi dalla fine di questo primo tempo. Parte la musica, è partita con un po' troppo entusiasmo forse. Marquez Perez, brava la Nicole a respingere, tiro insidioso, prova ancora, è fuori misura, ancora la Perez, cerca la compagna libera, la trova in Iannacone, prova il tiro da lontano Raffaelli, Ghirardello un secondo alla fine. Bel primo tempo delle nostre ragazze, Valdagno 7, Viareggio 0, situazione falli 4-3, 4 falli commessi da Valdagno, 3 da Viareggio. Ci risentiamo per il secondo tempo, a dopo, ciao.
Rieccoci dal Palalido di Valdagno per il secondo tempo. Registriamo subito l'ingresso tra le file del Valdagno della numero 4 Alba Lodesani. Intanto gli SDC stanno andando e Lorenzato sì, e intanto gli SDC bene imperavano. Lodesani, Orsato, Lorenzato scivola, Lodesani a cercare di recuperare sfera, commette fallo, riparte Viareggio, riconquista Orsato, Rossetto, tentata dal tiro, Orsato, Lorenzato, Orsato, beh, la velocità, la brava Masetti come sempre sul tiro da lontano improvviso di Orsato. Nel primo tempo abbiamo visto una velocità di gioco da parte delle ragazze del Valdagno che mi ha veramente ben impressionato. Intanto recupera sfera Alba Lodesani, Orsato, salta un'avversaria, Masetti ancora a dire no. Splendida la partita di Masetti nonostante le 7 reti subite. Prova il tiro Marquez Perez, alto, fuori misura. In porta dovrebbe esserci per il Valdagno ancora, anzi no, dovrebbe esserci, c'è ancora la Nicole Bonato, quindi è entrata Lodesani e Nicole Bonato. Tanto Orsato a far girare pallina, Rossetto, Lorenzato, tiro fuori misura, recupera Rossetto, Lodesani, Lorenzato, Orsato, molto giro palla, mancano 4 secondi allo scadere, proverà Orsato con un tiro da fuori, infatti Masetti para, riparte Marquez Perez per Iannacone, recupera Lorenzato. Che belle le nostre maglie, quest'anno hanno avuto veramente del gran gusto sia nel maschile che nel femminile. Orsato, Perez riconquista Lodesani, Iannacone e Rossetto. Orsato prova il tiro, Masetti respinge, Lorenzato, Lodesani, siamo comunque pressoché stabilmente nella metapista del Viareggio, che si lancia ogni tanto come in questa occasione in contropiede, ma Rossetto ruba e riparte con un contropiede. Ha provato l'assist a Lodesani che si era involata con lei. Orsato, tanto il pubblico partecipa assai emotivamente all'incontro, continui suggerimenti dalla centrale. Orsato prova a liberarsi, si libera, prova il tiro da fuori, Lorenzato fuori misura. Marquez Perez la insegue Lorenzato che commette fallo. Siamo 6-3, 6 falli subiti dal Valdagno, effettuati dal Valdagno a danni del Viareggio. Iannacone riconquista Rossetto, Orsato prova il tiro, doppio intervento meraviglioso di Masetti, se non la migliore in pista poco ci manca. Marquez Perez
Iannacone, recupera Lorenzato, Orsato, Rossetto, Orsato, ancora Rossetto, Orsato, Lorenzato, ruba e si invola sola. Marquez Perez, brava Nicole Bonato con la stecca ad allungare leggermente la traiettoria della pallina e mettere fuori causa. Marquez Perez si ribalta subito il fronte con Rossetto, Lodesani a recuperare. Time out, questa volta il Valdagno, è il primo time out chiesto da Zarantonello. Esce Rossetto ed esce Lorenzato, entrano Ferronato e Messora. Va che occhio. Intanto da Matera 2-2 è finito il match clou di hockey femminile di oggi. Trissino, se non ricordo male, si era portato sul 2-0, 2-2 risultato finale. 4-1 ricordiamo anche il risultato, la vittoria di Pumas Viareggio sull'Hockey Emilia, e Valdagno che sta vincendo 7-0 sul Viareggio. Si dilungano nel time out le ragazze di Valdagno. Riparte Viareggio con Barsaglini, che presumibilmente darà a Iannacone. Esatto, Iannacone, retroporta, cerca di servire Raffaelli, Ferronato a recuperare, Orsato, Messora, Ferronato, Orsato, Messora, Lodesani, recupera Viareggio con Raffaelli, Varsaglini, Raffaelli ancora, costretta a indietreggiare, Messora che ruba palla, si invola verso l'area, assist per la capitana Anna Orsato. 8-0 Valdagno a 19:06 dalla fine. Per il Valdagno segna il numero 77 Anna Orsato. Bravissime. Ruba Messora subito. Hanno sempre mantenuto, tra i meriti delle nostre ragazze, hanno sempre mantenuto comunque un ritmo alto, sempre scambi veloci, pressione alta. Messora a riconquistare, Orsato, Lodesani, Messora, Lodesani, Ferronato, Lodesani, Orsato, si cerca sempre la compagna libera, è come in questo caso Lodesani, Orsato, Messora. Si chiude bene la difesa del Viareggio, poi c'è sempre Masetti, splendida la sua partita nonostante gli 8 gol subiti. Si lotta, Messora,
Lodesani prova il tiro, ancora Lodesani, Ferronato, Orsato, Messora, Ferronato. Siamo stabilmente nella metà pista del Viareggio. Pallina persa dal Valdagno per lo scadere dei 45 secondi. Riprenderà il gioco Viareggio con Marquez Perez. Barsaglini fa ripetere l'arbitro, anzi no, ha dato palla al Valdagno. Messora, Ferronato, Orsato, Messora cerca di pressare un po' più alto magari Viareggio. Ferronato ha provato la combinazione con Lodesani, tiro al volo, ma è stata brava Masetti. Orsato, Lodesani, Messora, assist per Ferronato che la gira veloce. 9 Valdagno, 0 Viareggio. Rivediamola, bella l'azione. Lodesani ancora per Valdagno avanti, tanto entra Cestonaro. Messora, Ferronato, Lodesani, non si capisce con Messora. Palla al Viareggio. Brandi recupera Ferronato, aveva cercato di servire Raffaelli. Cestonaro, Messora entra in area, prova il tiro. Lodesani che commette fallo, che sì, il 7° fallo commesso dal Valdagno. Prova il tiro da lontanissimo da Marquez Perez. Ferronato la Marquez Perez a marcarla, commette l'8° fallo su Iannacone. Partita sicuramente in questo secondo tempo che ha dei ritmi un po' più blandi rispetto al primo tempo. Lodesani che prova un intercetto, Marquez Perez si incunea e brava la Nicole Bonato. Lodesani, Messora sempre molto veloce e qui si scontra. Ferronato prova il tiro, Messora si era scontato con Raffaelli. Marquez Perez prova il tiro da lontano, brava Nicole. Iannacone, Ferronato a difendere. Intanto l'arbitro vede qualcosa di non bellissimo in area. Cartellino blu per Lodesani.
per un contrasto in area ritenuto evidentemente irregolare. Rigore per Viareggio, prova a trasformare Marquez Perez, chiede chiarimenti Zarantonello. Segna 9-1 quando mancano 14:40 alla fine dell'incontro. Numero 77 Carlos Perez Marquez. Giusto, riparte Valdagno, Ferronato si invola in solitaria, perde la sfera, la riconquista Messora che prova un assist in area, ancora si lotta tra Raffaelli e Ferronato, Marquez Perez, poi Iannacone sotto misura, fuori di poco, questo è fallo di Marquez Perez su Messora, stretta la balaustra. 8-4 la situazione falli. Cestonaro salta un avversario, ne salta un'altra, si trova troppo decentrata per il tiro, quindi va in retroporta, un po' troppo sola forse. Messora prova un dribbling, perde palla, Marquez Perez si invola quasi in solitaria, prova una giravolta, cade e si ferisce un gomito, prende una botta ad un gomito. Vediamo se è possibile rivedere l'azione dell'infortunio. Non sembra nulla di particolarmente grave, l'ho vista dolorante, si rialza. Riparte Valdagno, Cestonaro, Brandi, recupera Cestonaro, Iannacone, Cestonaro, niente, si ritorna in retroporta. La riconquista per Viareggio Marquez Perez, che prova il tiro da centropista, attenta la di Colbonato, ancora Marquez Perez, doppietta per lei, 9-2. Per il Viareggio segna ancora la numero 77 Carla Perez Marquez. Brandi per Viareggio, Raffaelli, ancora Raffaelli, Iannacone, pressata da Messora, Ferronato, Messora, Ferronato, bravissima Masetti a respingere Marquez Perez, prova Cestonaro, Iannacone, ruba Cestonaro, Ferronato, prova un tiro accompagnato, Raffaelli, Barsaglini, Ferronato, ha cercato la neoentrata Ghirardello in area, riconquista Viareggio, Barsaglini, Marquez Perez,
contrastata da Ghirardello. Prova il tiro la Marquez Perez, brava la Nicole a respingere, poi sotto misura Barsellini perde l'attimo e intanto è rientrata nel Valdagno anche Lodesani. La Marquez Perez nuovamente dolorante. Gioco fermo, ne approfitta per rifocillarsi anche Masetti, bravissima, portiere del Viareggio. Tanto ricordiamo i tifosi di Valdagno che ci seguono che questa sera non giocherà l'Hockey Valdagno in quel di Novara, ma giocherà bensì mercoledì sera. Riparte Ghirardello in solitaria e che gol! Che gol della Matilde! Un tiro incrociato che si è insaccato nell'angolino sinistro. Nulla ha potuto Masetti. Che gol di Ghirardello. 10-2. Cestonaro, Ferronato, Ghirardello, ancora Ferronato, Cestonaro, Ghirardello, Lodesani, riconquista Marquez Perez, Cestonaro e Ferronato riconquistano. Ghirardello, scambi veloci, Ferronato, Lodesani, Cestonaro, Ghirardello. Siamo tornati un po' a questi scambi veloci che hanno caratterizzato il primo tempo. Riconquista Ghirardello sotto porta, Masetti miracolo. Prova un lancio lungo per Iannacone, Marquez Perez, Cestonaro riconquista, Ferronato, Lodesani prova il tiro, Masetti respinge. Barsellini riconquista Valdagno, Ghirardello, Cestonaro, Lodesani, un po' troppo lungo per Ghirardello, brava a riconquistare e non far passare i 5 secondi, Ferronato, Cestonaro, ancora un po' troppo lungo il passaggio per Ghirardello. Chiama time out Viareggio quando mancano 9 minuti e 08 secondi alla fine dell'incontro. 10-2 il risultato per le ragazze del Valdagno in questa splendida divisa. 8-4 la situazione dei falli, 8 falli commessi dal Valdagno e anche un cartellino blu sventolato a Lodesani. Ricordiamo il 2-2, il risultato finale di Matera Trissino, ricordiamo il 4-1 con cui i Pumas Viareggio hanno battuto l'Hockey Club Emilia. Ricordiamo anche che le nostre ragazze sono in attesa di conoscere quali saranno le loro avversarie nella VS Cup femminile.
Riparte Viareggio, mentre ricordiamo che i maschi non partecipano alle coppe europee avendo rinunciato alla Trophy Cup. Prova un Raffaelli, un tiro improvviso, Nicole a respingere, Ghirardello brava a resistere a un intervento, Ferronato capisce tutto, Marquez Perez si invola, è un po' troppo difficile questo passaggio per Raffaelli. Intanto Lodesani prova a riconquistare Ferronato, assist per Ghirardello, Masetti bravissima come al solito. Marquez Perez prova il tiro, ribattuto, Brandi, Cestonaro, Ferronato, Ghirardello, che numero! Prova il tiro Lodesani, brava Masetti. Ancora Ghirardello, Ferronato, Ghirardello, Cestonaro, prova la combinazione veloce, capisce tutto la difesa del Viareggio, ancora Ghirardello, è brava Masetti a far pulizia, Marquez Perez a impostare, Raffaelli, Marquez Perez, tiro, Nicole Bonato alza, Brandi, Marquez Perez, ancora Lodesani, Marquez Perez la prende larga e non c'entra lo specchio della porta. Cestonaro, scambio veloce con Ghirardello, ancora Cestonaro, intercetta Raffaelli, appoggia a Marquez Perez che ricambia, Ferronato riparte, Lodesani, Ferronato, prova il tiro, Masetti respinge, Ghirardello, Marquez Perez, Ghirardello, capisce tutto Raffaelli, ancora la Marquez Perez, Barsaglini, Raffaelli con Brandi sotto porta, ci prova 3 volte, bravissima la Nicole Bonato. Tanto entra Rossetto ed esce Ghirardello. Rossetto, retropassaggio per Cestonaro, Brandi intercetta ma Rossetto ruba, Rossetto prova il tiro, brava Masetti a respingere, Rossetto, Cestonaro, Ferronato, Cestonaro, Lodesani, Rossetto, Lodesani, Ferronato. Siamo stabilmente nella metapista del Viareggio, recupera ora Marquez Perez, Rossetto, entra intanto Lorenzato per Valdagno, Cestonaro, Rossetto, Lodesani, Brandi capisce tutto e riparte, scambio rapido con Barsaglini, riparte Valdagno, siamo già nell'area del Viareggio, Lorenzato
brava Masetti, ancora Lorenzato, salta un'avversaria, tentata dal tiro, scivola all'ultimo, Varsaglini prova il tiro, Bonato respinge, Cestonaro, Lodesani, Lorenzato prova il tiro, fuori di poco, ancora Lodesani, ancora Rossetto, Lorenzato. Allora, il Viareggio si schiera in difesa a 3 e lascia Brandi in attacco, fissa, schema particolare, Lorenzato, Brandi ora sostituite da Iannacone, quindi lo schema è 3 in difesa e nel recupero palla, passaggio lungo alla compagna, nel caso specifico Iannacone, ma è veloce in questo caso il rientro di Rossetto che riconquista, siamo già nell'area. Beh, interessante comunque questo schema, perché francamente non lo vedo molto spesso. Cestonaro prova il tiro ribattuto, eccolo qui che si ripete per la terza volta, si ripropone la difesa a 3 con una giocatrice stabilmente in area di rigore avversaria, quindi ti difendi come se fossi in inferiorità numerica, ma se riconquisti palla, intanto numero di Marquez Perez allontana Messora. Barsaglini recupera Rossetto, Lorenzato, Rossetto, Lorenzato, che gol, bello, diagonale, potente, preciso, quando mancano 1 minuto e 56 secondi alla fine. Time out Valdagno. Lorenzato, 11-2 Valdagno. Questo è Van Allen. Bella la partita comunque, se vogliamo dire 2 parole su questo incontro. Più probabilmente il primo tempo che il secondo. Valdagno veramente ha avuto non pensavo francamente che all'esordio presentasse già un gioco così importante, fatto di velocità, precisione, pressing alto, velocità forse l'ho già detto. Po' di calo nel secondo tempo, vabbè. Guarda che ruba subito Rossetto, questa fame, eccola qui, proprio una squadra affamata. 12-2. Sì, oggi abbiamo proprio visto una squadra affamata. Attenzione, penso uno strappetto per Marquez Perez alla caviglia, al polpaccio destro. No, si lamenta forse per un contatto. Sì, per un contatto, perché è stato dato il nono fallo e qui parte un doppio cartellino blu fra Messora e Marquez Perez. Peccato, perché restano entrambe stupite, no, non Messora ma Lorenzato. Entrambe le giocatrici sono stupide. Facciamo presente che è il terzo blu.
La partita, sì, forse c'è stata un po' troppo vigoria, l'arbitro non ha ancora fatto riprendere il gioco. 1,44 alla fine, 3 contro 3, più ovviamente i portieri. Rossetto, Sincunia da sola davanti a Masetti, perde l'attimo giusto, ma Cestonaro no, e sigla la rete del 13-2, rivediamola. Una girata sotto porta, prova a rubare ancora Cestonaro, fallo, decimo fallo per il commesso dal Valdagno ai danni di Viareggio, quindi ci sarà una punizione di prima. Emozionante anche questo finale di partita, prova la trasformazione Raffaelli, Iannacone, para Bonato e respinge. Brava Nicole Bonato, ha forse perso l'attimo nell'ultimo dribbling Iannacone. Ancora Iannacone, ricordiamo che le squadre sono in inferiorità numerica fino alla fine dell'incontro per un doppio blu. Rossetto, Lodesani prova il tiro, ribattuto, e alla fine ancora Cestonaro a 47 secondi dalla fine a siglare il 14-2. Ancora la numero 7, Chiara Cestonaro. Pieno di gol questo finale di partita, favorita anche dall'inferiorità numerica reciproca. Ancora Cestonaro, prova il tiro alto, Lodesani a recuperare, colpisce il palo, si lotta per il possesso di sfera, viene la Iannacone è a terra, consolata da Lodesani, si lottava per la conquista della pallina che era nel possesso di Lodesani. Il gioco è fermo, forse un colpo al viso, rivediamo, no, questo è il gol. Bravissimo Roberto, che va a prendere proprio l'angolo alla nostra sinistra. C'è anche il portiere Masetti e ci sono i sanitari ovviamente, ma forse un colpo. Ricordiamo che Lodesani stava dando le spalle alla giocatrice di Viareggio. Forse nel girarsi
ancora a terra le giocatrici di Viareggio, che si alza ora, viene accompagnata fuori tra gli applausi del pubblico, per l'appunto Iannacone, forse ha preso riparte il gioco. Lodesani, che gol! Un tiro all'incrocio a giro, bello. No, stavo guardando la panchina del Viareggio invece. Bello il gol a giro di Lodesani. 15-2, 19 secondi alla fine. Cestonaro parte, Rossetto prova Lodesani, bello il tiro di Cestonaro, respinge Masetti. Finita la partita, 15-2 Valdagno contro Viareggio in questo esordio di campionato. Sto guardando la panchina del Viareggio ma non mi sembra ci sia particolare concitazione, direi che le cose sono rientrate nella normalità. Ci sentiamo alla prossima, se non erro è il 21 di dicembre per il prossimo turno casalingo delle nostre ragazze. Buona serata. Bene, pronti da fare le interviste?